sul monte Chiampone, il Friuli, il veneziano trentenne scomparso da ieri, il corpo ritrovato nel pomeriggio. L'uomo da tempo residente a Gemona è scivolato in un sentiero. Referendum sull'autonomia, ad una manciata di giorni dal voto, l'ultimo appello ad andare alle urne del governatore Luca Zaia, mentre il fronte dell'astensionismo ribadisce consultazione inutile. Consigliere comunale di maggioranza utilizza il suo primo gettone per acquistare libri di estrema destra da donare alla biblioteca comunale. A Verona scoppia la polemica. La storia di un malato di sclerosi multipla di Susegana che chiede aiuto alla politica. Mi sento abbandonato, se continua così, racconta, sono pronto ad andare a morire in Svizzera. Ieri ha tentato la rapina armato di taglierino, ma la commessa coraggiosa Oriago di Mira lo ha allontanato con un coltellaggio. Oggi è già libero la rabbia dei residenti. Cigni ucciso a sassate sul lago di Garda, Peschiera, una brutale ragazzata, ha costato una denuncia a 3 studenti danesi in cita scolastica. È stata abbattuta nel pomeriggio la seconda torre della Vilnius, questa volta senza l'intervento dell'esercito, prima il boato, poi il crollo nel cuore di Porto Marghera. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie dal Veneto. In primo piano la cronaca con il ritrovamento del corpo senza vita di un trentenne veneziano che da qualche mese viveva a Gemona del Friuli, dove si era trasferito per motivi professionali. Dell'uomo non si avevano più notizie da ieri sera. Il corpo è stato individuato dai soccorritori del soccorso alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco presenti a bordo dell'elicottero intervenuti nel pomeriggio da Venezia a supporto delle operazioni di ricerca. Secondo la ricostruzione l'uomo potrebbe essere scivolato precipitando per alcune decine di metri in un canale a quota 650 metri sul monte Chiampone a Gemona del Friuli. L'uomo era salito ieri sulla cima del monte lungo la via normale partendo da Gemona e aveva raggiunto la cima da dove aveva inviato un SMS ad un collega di lavoro. Aveva poi deciso di scendere lungo il versante nord. Da quella parte c'è un sentiero che attraversa e arriva sopra la verticale di Forcella Sant'Agnese a cui probabilmente il giovane puntava. Purtroppo la traccia di sentiero che un tempo collegava quel tratto alla Forcella è da circa 15 anni interrotta da una frana e il sentiero è abbandonato, per cui si può ipotizzare che a causa di un errore l'uomo sia scivolato perdendo poi la vita. E adesso la politica, perché ad una manciata di giorni dal voto per il referendum sull'autonomia del Veneto, l'ultimo appello proprio al voto da parte del governatore Luca Zaia. Domenica mattina il governatore Luca Zaia si presenterà con qualche minuto di anticipo sull'apertura dei seggi alla scuola elementare San Francesco di San Vendemiano per essere tra i primi a dire di sì all'autonomia del Veneto. Cercherò di essere lì magari a 7:15, è anche un modo per dare un segnale, per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato, perché è stata una dura fatica organizzare questo referendum e anche perché i cittadini vedono che i seggi si aprono alle 7. Sono 4,5 milioni le schede stampate per il referendum, altrettante le ricevute che saranno consegnate a chi si reca a votare, mostrate oggi dal governatore in anteprima. La soluzione è stata decisa dalla Regione per supplire al mancato timbro sulla tessera elettorale, il cui utilizzo non è stato concesso dal Ministero dell'Interno. C'è il problema del quorum, siamo 4.076.000 aventi diritto al voto, dei quali 330.000 sono all'estero, quindi è un 8% di cittadini che fanno quorum ma molto probabilmente non riusciranno a votare. 50% più 1 dunque più difficile da raggiungere rispetto ai consueti referendum nazionali dove i residenti all'estero vengono conteggiati a parte, ma Zaia non se ne preoccupa e si mostra sereno, tornando indietro assicura rifarei tutti gli stessi passaggi. Io il mio dovere l'ho fatto, ho messo nelle condizioni veneti di potersi esprimere, è la prima volta nella storia della Repubblica Italiana che si celebra un referendum come questo, l'opportunità c'è, adesso spetta a noi veneti coglierla. Dall'altro ricordo che se il 50% più 1 degli elettori non va a votare il referendum non è efficace. Intanto 39 sindaci Dem si schierano per il sì, nessuna frattura, dicono dal partito i sostenitori dell'astensione, convinti che quella di domenica rimanga una consultazione inutile.
Autonomia, a 5 giorni dal voto, scendono in campo anche 39 sindaci Dem per dire sì. Alessandro Basso, segretario regionale dei giovani del PD, sostenitore dell'astensione al referendum, non vuole parlare di fratture nel partito. Non la chiamerei spaccatura, ma la chiamerei, differenza di opinione tra gli amministratori del PD, ma io ribadisco quello che ha detto il segretario Renzi quando è stato in Veneto qualche settimana fa. Votare sì, votare no, non andare è esattamente la stessa cosa, perché dal giorno dopo comunque bisognerà aprire la trattativa con il governo e probabilmente il negoziato con il governo nazionale si poteva aprire prima di spendere i 14 milioni di euro che spenderemo per questo referendum. Basso si dice convinto che la consultazione di domenica non stia coinvolgendo la maggioranza dei veneti. Ci sono molti che si sono appassionati a questa sfida, a questa anche, chiamiamola, opportunità, anche se io non condivido, per il Veneto, ma ci sono anche tanti cittadini che invece si stanno assolutamente disinteressando alla questione. Non solo, afferma, la trattativa col governo dovrà partire da zero e avrà tempi lunghi, ma un referendum celebrato a scadenza di legislatura rende l'iter ancora più ostico. Iniziare il percorso a fine legislatura, quindi insomma a fine ottobre ormai, perché la legislatura ricordiamo che finisce comunque con i primi mesi del prossimo anno, secondo me non porterà da nessuna parte. Ecco, bisognerà comunque aspettare l'insediamento del nuovo Parlamento con l'insediamento del nuovo governo. Ed ora la polemica scoppiata a Verona dopo che un consigliere comunale della maggioranza ha deciso di utilizzare il suo primo gettone per acquistare libri di estrema destra che ha poi donato alla biblioteca comunale. Questo è un segnale perché era il primo compenso che ricevevo e mi interessava fare questo gesto. Libri che contengono la verità, così li ha definiti sul suo profilo Facebook Andrea Bacciga, consigliere comunale a Verona della lista di maggioranza Battiti, che con il suo primo gettone da 300 euro ha acquistato volumi sull'estrema destra, donandoli alla biblioteca comunale. Io non li definirei di estrema destra perché in realtà sono argomenti molto vari. Diciamo che è una cultura alternativa a quello che è politicamente corretto. Mi interessava dare dei libri prima di tutto che non avevano e soprattutto dei libri che ritengo dei libri a mio parere che fanno riflettere, importanti, che ho letto. Sergio Ramelli, Quando uccidere un fascista non è un reato, Milizia, Gli indoeuropei, I leoni morti e L'albero e le radici, alcuni dei titoli in questione. Dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle si sono sollevati cori di polemiche che il consigliere comunale archivia così. È una polemica abbastanza futile perché a mio parere la maggior parte delle persone che fanno questa polemica non hanno letto i libri, non hanno letto i contenuti e non sanno nemmeno di cosa stanno parlando. Certamente non sono un'interpretazione politica. E alla fine aggiunge: se quei 5 Stelle o dei PD che siano vogliono anche loro donare dei libri che la biblioteca civica non hanno, che lo facciano pure, io assolutamente non mi arrabbio e non li contrasto, a differenza di quello che stanno facendo loro. Ed è bufera anche intorno all'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, il trevigiano David Borrelli. La fidanzata è stata assunta come tirocinante da un'altra eurodeputata del Movimento e il caso, inizialmente sollevato dall'Espresso, scatena la rete, ma anche le reazioni degli stessi protagonisti. La fidanzata dell'eurodeputato trevigiano del Movimento 5 Stelle, David Borrelli, assunta da un'altra grillina come tirocinante al Parlamento europeo, e in rete si accende la polemica. La fidanzata di Borrelli, un'altra veneta, Maria Angela Riva, è stata chiamata a lavorare dall'eurodeputata campana Isabella Dinolfi. A svelare il caso il settimanale L'Espresso, per il quale non si tratterebbe affatto di una banale coincidenza, ma di un effetto della casta. Borrelli dal canto suo si smarca: non l'ho certo assunta io, dice, sottolineando
sottolineando come la fidanzata sia stata chiamata a svolgere il tirocinio per le sue competenze. Chi si azzardi a sostenere che dietro ci siano delle pressioni da parte mia se ne assumerà la responsabilità, aggiunge, passando dalla difesa al contrattacco. Ogni europarlamentare ha a disposizione un fondo di 24.164 euro al mese per pagare il proprio staff. Tra le figure previste anche quella della tirocinante a cui affidare uno stage retribuito. E Riva, professionista freelance, esperta di pubbliche relazioni e critica d'arte, è uno dei 10 collaboratori della Campana Adinolfi, membro del gruppo di cui Borrelli era presidente fino a gennaio. Sui social il legame tra lei e Borrelli viene ampiamente criticato alla luce dell'incarico, anche perché lo stesso rappresentante del Movimento 5 Stelle in passato non mancò di giudicare eticamente discutibile un'analoga vicenda che investì il grillino trevigiano Alessandro Gnocchi, poi uscito dal movimento. Cambiamo argomento per parlare della storia di un cinquantenne trevigiano malato di sclerosi multipla e che da 4 anni aspetta un contributo regionale che solo in parte gli è arrivato. Stefano D'Ambroso Rosso deve lottare ogni giorno con la malattia e con le istituzioni che dice non lo seguono, tanto da fargli considerare di andare in Svizzera per una morte assistita. Ho detto più una volta a mia moglie che se va avanti così andiamo a fare 3 giorni di ferie in Svizzera, a spese mie, perché così non è vita. Stefano D'Ambroso Rosso ha deciso, se continuerà ad essere lasciato solo andrà in Svizzera per porre fine alle sue sofferenze. È da tempo che ci pensa, una scelta dolorosa che solo una concreta attenzione da parte delle istituzioni potrebbe fargli abbandonare. Stefano, 50 anni, ex operaio di Susegana con un passato da rugbista, è costretto dal 2010 in carrozzina per colpa della sclerosi multipla. Per le spese che ha dovuto sostenere si aspettava un contributo regionale. Nella sua autovettura ha dovuto installare un sedile elettronico e un servoscala in casa. La regione avrebbe dovuto rimborsarlo del 36% della spesa, ma non è andata così. E mi hanno detto che per quest'anno i soldi della regione non li hanno mandato e mi hanno già dato l'importo di 465 euro, che sulla spesa di 5.000 euro non è il 36% come è dovuto. E queste cose qua l'ho avuto anche sul servoscala, che ho speso oltre 8.000 euro e ho avuto solamente il 12%. Non puoi fare una spesa, cioè andare incontro a una spesa sapendo che puoi contare su un rimborso che dopo il rimborso o non arriva o è inferiore del 20%. Stefano deve andarsi a comprare persino le sacche per l'urina. Al cambio del catetere nel distretto di Conegliano lo forniscono solo di una sacca che deve durare per 21 giorni. L'azienda sanitaria ha inoltre ridotto il suo assegno di cura di 200 euro. Ho mandato un'email, il direttore risponde, non ho avuto nessuna risposta, nessun contatto, niente di niente, cioè fanno quello che vogliono, prendono, tolgono, ti danno, non ti danno. Stefano è disperato, ma voglia di lottare ne avrebbe ancora. Lo dice lui stesso, rivolgendosi al governatore Zaia. Volevo dire a Zaia che sicuramente la mia intervista non è che io la faccio per influenzare le elezioni, perché domenica vado a votare anch'io, ma anche se vado a votare non cambierà nulla. Se non siete voi che fate qualcosa per noi, non cambierà nulla. Ci spostiamo a Mira con la cronaca ad Oriago per l'esattezza, dove al market sabato scorso c'è stato un tentativo di rapina, una commessa era riuscita a mettere in fuga il malvivente brandendo un coltello usato per tagliare gli insaccati e oggi in paese c'è rabbia nel sapere che il malvivente individuato è già a piede libero. Io penso che siamo arrivati al punto proprio che è obbligatorio ormai difendersi se stessi.
Eccolo il coltellaccio con cui la commessa del market di via Ticino di Oriago di Mira sabato scorso si è difesa da sola, coltello puntato contro il rapinatore che, sebbene armato di taglierino, si è dato alla fuga. 40 cm di lama normalmente usata per tagliare formaggi e insaccati, trasformatisi in una potenziale arma bianca. Certo che si sta a pensare a tutto quello che può succedere, non si vive più, quindi. È fatto bene. Anche basta, altro che dopo sempre le conseguenze che tocca dopo, no? Se il ladro scappa oppure ti coppa tutto va bene, dopo 2 giorni è fuori, questo no. Il rapinatore, un 50enne di Fossalta di Portogruaro, disperato che avrebbe da poco perso il lavoro, fermato dai carabinieri e già a piedi libero, tra la rabbia e la rassegnazione del personale del mini market e dei clienti stessi. Non c'è certezza di pena, non c'è niente, siamo in balia di quello che succede. Difendersi da soli, dicono tutti, ormai è l'unica soluzione. Polizia in giro ce n'è poca, carabinieri lo stesso sono molto ridotti, diciamo, nella zona, e qui di notte inferiate, di giorno ormai bisogna o spray antiaggressione o non c'è altro modo, diciamo, ormai è diventato un corpo a corpo. Lei a casa sua si sente sicuro dopo aver chiuso la porta a chiave? No, non ci sei sicuro. Non sei sicuro? Come sei sicuro? Abito in campagna, capirai. Rifiuta di fare l'elemosina, una ragazza viene aggredita alla fermata dell'autobus a Padova, denunciata una 42enne. Ha rifiutato di fare l'elemosina e per questo è stata aggredita. È accaduto lunedì mattina ad una fermata del bus di via Maroncelli alla Stanga. Una ragazza di 20 anni di Casal Serugo è stata avvicinata da una 42enne con precedenti per sostanze stupefacenti che le ha chiesto di consegnarle 2 euro. Al rifiuto della giovane, la 42enne le si è scagliata contro, insieme a lei anche 2 tunisini che hanno insultato la ragazza. Nel parapiglia entrambe sono finite a terra e la 42enne ha anche tentato di rubare il telefonino. Sul posto è giunta una volante della polizia che, dopo aver sentito i testimoni, ha denunciato la donna più anziana per tentata rapina. Riflettori nuovamente puntati sulla contaminazione delle acque da FAS. La tanto attesa e necessaria bonifica deve però ancora partire, così crescono preoccupazione e rabbia. Inquinamento da PFAS, la Regione riduce drasticamente i limiti, la Regione intensifica l'azione della bonifica dicendo di fare la caratterizzazione del sito, ovvero cercare le sostanze tossiche su tutto il terreno della Miteni di Trissino da cui sarebbe partito il disastro. E il sindaco che fa? Marcia indietro. Una presa in giro, dichiara il consigliere pentastellato Sonia Perenzoni, uno smacco verso tutte quelle persone costrette a subire una contaminazione delle acque che sta assumendo caratteristiche inquietanti per la salute. In luglio manda questa lettera agli enti chiedendo appunto di fare su tutto lo stabilimento il 10x10. In settembre va in audizione alla commissione ecomafie a Roma e dichiara che praticamente per fare questa maglia stretta su tutto il terreno della Miteni, siccome è talmente vasto, ci servirebbero dei capannoni per depositare tutti i campioni, ci servirebbero persone, insomma a me sembra tanto uno scaricabarile, non si capisce più chi deve fare cosa. Il fatto è che la Miteni è ancora lì e non sappiamo come e quando verrà bonificata questa azienda. E intanto la Miteni continua la sua produzione e intanto la bonifica è ancora lì, in attesa di partire. La bonifica va fatta, in più aspettiamo ancora l'ordinanza di bonifica che deve mettere il Presidente della Regione, Zaia, perché ha messo i limiti. Oggi è uscita proprio sul BUR, diciamo, sul bollettino unico regionale, la delibera con i nuovi limiti. Però se non mi chiudi la fonte del rubinetto, il rubinetto dell'inquinamento, se non me lo chiudi, continueremo con questa storia. Viene lanciato un appello forte al Presidente del Veneto, da sempre da parte della gente costretta a subire questa contaminazione di cui nessuno intende prendersi responsabilità. Emetta l'ordinanza di chiusura e bonifica del sito della Miteni. Così, se un domani la Miteni non bonifica il sito, può essere anche incriminata per omessa bonifica. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto, un forte boato pochi minuti fa a Marghera ha messo definitivamente il punto ad una lunga stagione di lotte.
Se ne va in sordina la seconda torre di Vinyls, dopo il clamore intorno all'abbattimento della prima, per il quale erano stati necessari 2 tentativi, l'intervento dei militari e quantità industriali di esplosivo al plastico. Tutto è andato liscio questa volta per il sospiro di sollievo della società che per scaramanzia ha predisposto l'operazione nel silenzio e per la delusione degli ideatori di facili metafore sui simboli di una stagione di lotte dura a morire. Alle 17.35, con qualche minuto di ritardo sui tempi previsti, i 168 metri della torcia CV24 hanno ceduto alla contemporanea deflagrazione di 4 cariche di esplosivo civile, molto meno potente di quello impiegato la scorsa volta, ma in grado di fare il suo lavoro se posizionato correttamente. La scomparsa di un'altra sagoma familiare dallo skyline di Marghera segna la fine dei lavori di dismissione dell'ex sito produttivo. Concluse le bonifiche, terminata la gestione commissariale, l'area è disponibile per potenziali nuovi investitori, dai quali al momento l'orizzonte appare abbastanza sgombro. Seduta agitata del Consiglio Comunale di Padova, incentrato sul tema del nuovo ospedale, e parte dell'opposizione ha polemicamente abbandonato l'Aula. Urla e polemiche tra i consiglieri, fischi e contestazioni dal pubblico, burattini di Pinocchio branditi da alcuni esponenti di minoranza e sequestrati dagli agenti di polizia locale, e infine la polemica uscita dall'aula di parte dell'opposizione dopo che la maggioranza aveva bocciato l'inversione degli ordini del giorno, vale a dire lo spostamento al primo posto della richiesta di convocazione di un consiglio comunale ad hoc dedicato al nuovo ospedale, inversione che sembrava promessa da Giordani, ma anche qui il dibattito è aperto, sicuramente smentita dal voto della sua maggioranza. Nonostante gli appelli al dialogo, prosegue il muro contro muro che aveva già vissuto un tumultuoso prologo con l'irruzione dei consiglieri della lista Bitonci ad una conferenza di sindaco e vice sindaco sul progetto di un nuovo ospedale sul sito del Vecchio. Se qualcuno mi fa capire, mi dimostra che non è fattibile, faremo un passo indietro. La logica è discutere, come ha detto il governatore Zaia, fare presto, perché sono 21 anni che parliamo di queste cose e siamo ancora al punto di partenza e questo non è ammissibile. Giordani conferma l'ipotesi nuovo su Vecchio, ma apre anche ad una discussione che però oramai a Palazzo Moroni è sempre più animata. Duro Bitonci. Io oggi ho ricevuto le lettere di conferma da parte della Regione, da parte dell'Università e da parte della Quinta Commissione, quindi la possibilità, hanno dato la disponibilità di presenziare in Consiglio Comunale, con un Consiglio Comunale ad hoc su un tema importante, fondamentale per la città, qual è quello del polo della salute a Padova Est. Niente. Le divisioni percorrono tutto il Consiglio, persino tra le opposizioni. Simone Borile, capogruppo dei 5 Stelle, prima esce dall'aula quando, in quello che ha ironicamente definito il Bitonci Show, arrivano i Pinocchi, e poi non si accoda al seguente abbandono della seduta, tra rinfacci da un lato di promesse non mantenute, dall'altro di atteggiamenti bollati al limite dello squadrismo. Rimane comunque una questione aperta, quella dell'ospedale, che la città attende da almeno 20 anni. Grazie, buona Presidente. Cigno ucciso a sassate sul lago di Garda a Peschiera. La brutale ragazzata è costata una denuncia a 3 studenti danesi in gita scolastica. Cigno reale ucciso a sassate sul lago di Garda da 3 sedicenni danesi in gita scolastica. Il barbaro episodio sul bagnasciuga del lungo lago Cappuccini di Peschiera. I carabinieri hanno fatto recuperare la carcassa dal servizio veterinario dell'ULSS di Bussolengo, che l'ha consegnata per una vera e propria autopsia all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Verona. Nel frattempo i militari hanno raccolto una serie di testimonianze, fra cui quella del professore danese che accompagnava la scolaresca, ospite di un villaggio turistico sul lungo lago. L'insegnante ha subito individuato i 3 studenti responsabili dell'accaduto, riferendone i nominativi ai carabinieri, che le hanno denunciati al Tribunale dei minori per uccisione di animali, reato punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. I 3 erano andati a infastidire il cigno, che aveva tentato di difendersi. Di fronte alla sua reazione lo avevano colpito con sassi e pietre a breve distanza e l'animale era andato a morire tra le canne lacustri. Si chiude qui questa edizione del Veneto, vi lascio come di consueto alle previsioni del tempo, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.
Situazione del tutto invariata rispetto ai giorni scorsi, ma non abituiamoci troppo a queste giornate così belle, perché nel corso del fine settimana è previsto l'arrivo di qualche precipitazione e il clima non sarà più così mite. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto nubi sparse più diffuse quest'oggi e le solite nebbie mattutine sulle pianure, soprattutto su quelle centro-orientali, ma sempre in un contesto di ampio soleggiamento. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le massime saranno comprese tra i 18 e i 21 gradi, valori minimi tra 8 e 11 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Insiste ancora il tempo asciutto e anche ampiamente soleggiato, salvo nubi sparse qua e là e locali nebbie mattutine sulle pianure centrali. Le temperature massime saranno comprese tra i 17 e i 22 gradi, valori minimi attesi sugli 11-13 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, sole splendente e bel tempo soleggiato ovunque con assenza assoluta di nubi. Vediamo le temperature. Le massime saranno attese tra i 23 e i 26 gradi, minime sugli 8-9 gradi circa. Il mare sarà da calmo a quasi calmo sulle coste, poco mosso al largo, i venti deboli da sud-est sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.